Salve, benvenuti nuovamente a una lezione, a una chiacchierata sulla ortografia napoletana, sulla scrittura del napoletano. Stavolta vi voglio accennare unicamente, sarà una lezione velocissima, al problema delle contrazioni linguistiche. In napoletano c'è, come già vi ho detto più volte nel corso di questi video, che ogni volta che si toglie, si sottrae una lettera da una parola va sostituita con un apostrofo. Questa è una regola della lingua italiana e tutti la conoscono. In napoletano purtroppo accade tantissime volte, tanto che contrazioni, sottrazioni, abbreviazioni, elisioni, aferesi, apocope e tutta sta bella roba che praticamente quasi ogni parola ha bisogno di un apostrofo se le scriviamo nel linguaggio parlato, spesso due. Per cui immaginate, se veramente volessimo rispettare il parlato napoletano, il parlare napoletano, scriverlo così come si parla, dovremmo riempire il nostro testo di apostrofi, rendendo la nostra lingua, la nostra amata lingua, più simile alla scrittura cuneiforme degli antichi babilonesi che a una scrittura diciamo moderna. Quindi conviene mettere quantomeno apostrofo possibile. Okay. Io ho trovato delle frasi che ve le voglio dire. La prima dice Anna raputa a porta. Vedete qua il nostro autore già ne ha messo uno qua, ne ha messo poi giustamente due qua, uno per la araputo, la o. Mentre invece se si scrive così Anna raputa a porta diventa più leggibile, così si attacca tutto, diventa una sola, questa è diventata una sola parola, vedete qua, invece sono tre, Anna raputa a. Quest'altra che ho trovato che dice sta arrivando il momento, sta arrivando un momento, hanno scritto parole come si parla, mentre invece se la stacchiamo, sta arrivando un momento, diciamo questo lo si fa anche in italiano d'altronde, non è che lo si fa soltanto in napoletano. Questa qua è ancora più bella. Pur Angela ditta così, attaccato tutto mettendo sti apostrofi di collegamento. Se faceva pure Angela ha detto a così è molto più leggibile. Ecco, per cui per rendere la nostra lingua più leggibile, anche perché poi ogni volta che mettiamo un'elisione, come già abbiamo più volte detto, la parola va attaccata a quell'altra, per cui se facciamo elisione, diventa una lunghissima parola, piena di apostrofi ed è difficile da leggere, per cui stacchiamo le parole. Un consiglio per avere una scrittura più accessibile. Chi deve leggere, non deve diventare matta a cercare di interpretare che cosa volevamo dire. È un semplice consiglio che spero vi possa servire. Ciao, grazie. Continuate le lezioni, vi ricordo che sono presenti anche su Facebook, non soltanto su YouTube, su Facebook, sulla pagina, sul gruppo corso di ortografia napoletano. Va bene? Grazie, ciao, buon proseguimento.